Un altro incidente stradale mortale era in notte in Iscalepranu. Un uomo ha perso il controllo della macchina, ove vive a Zande, che non aveva due spizzini minores, andando a sopra del muro di una domo. A morire in questo incidente Silvio Pispisa, 57 anni, de Iscalepranu, e sa companza de 40 anni, Anna Isabella Fratellanza. Sordo spizzini minores de 7 e 11 anni, chi vini in sossediler de Palasa, che lo sanno piccauschi in selisu cursu, in codicheruiu a Sispidale de Tattari. A su loco sono supprieso carabinieri di stazione de Savida preso rilievo de Lezze, si squadra de pronto intervento de sos pompieri de su distaccamento de Santuidu e su personale sanitario che in sas ambulanzias inviata de su servizio territoriale de emergenza de su Chente de Cheotto. Una conferenza provinciale sociosanitaria che indotto sul sindaco del suo territorio a sottolineare chi unisso sos protagonistas e chi nisso si deve traballare animo e pare per risolvere sos problemi della sanità. Sa situazione sanitaria in Sardegna nostra oramai si conoscete, mancanza di dottores e de base, mancanza di pediatras, medichina territoriale a zommai assente, ma su problema noi spezzi a mancanza di personale e mescamente di organizzazione e non azuda su vatto chi sa popolazione sempre spurvezza e in su tempo sa situazione pode pezzi peggiorare. Una timoria compartia dai totus os amministradores e scusa de una riforma nova desa sanidade. Ma sa presidente desa regione Alessandra Todde, presente in provincia che in assessore a sa sanidade Armando Bartolazzi, ha risposto che non bisogna manco pensare a poner mano a sa sanidade. Innanti es precisa esorbe sos problemas che bisogna a fondamento di un sistema che non garanti prusso livello essenziale di assistenza e la nafa che straballando pari a sos sindicos e a sos amministradores, da esempio in prima linea pro su bene del suo territorio. Questa volta pure ha deciso di non rispondere a sardimanda del suo magistrato Igor Sollai, 43 anni, arrestato dai suoi carabinieri per omicidio volontario pro a scubare su caraso de sa muzzere Francesca De Ida, 42 anni, che mancava dai santo sperau dai su deche de maio. Sorresto Orlosana Cattaus in intri una bussia de palestra a corso des ex statale 120 km in Susartu in Tresigna e Santuidu. Giovia che olau aian sospeso de lu porrogare a Igor Sollai, impesso aian a Cattaus arresto de sa muzzere. Laura Pirarba, uno dei suoi avvocati che lo difendono, annau che Sollai non ha risposto a sardimanda del suo magistrato che battessio a campo elemento novoso. Tremizza persone de totus Europa, che de che gruppo che prochimbediesano a cantare e ballare in sas prattas in sos camminor de Nugoro, mostrando esas tradiziones issoro che in s'obiettivo de sparghinare sos valore des amistade intre sos populos. Desu vinti battora su 28 de tribu la storia tan Nugoros europea de su folklore, su festival europeo de danzas e musicas tradizionali d'Europa arribau a sai 59 ediziones, pro Nugore sai battor vortas a postir de cussar de su 1973, de su 77 e de su 2013. Su commissario Giovanni Pirisi, sinteri des addobbio che in giornalista, ha torrao grazie a totus sos chi han contribuiu a sa resissia de questa manifestazione in un momento idilico desa vida politica desa zittade, des dipendentes comunales a sa prefettura, a sa forza de sordine, a sa regione, SISRES, a ASL, os associos e totus os volontarios. E grazie a speri a sa disponibilidade desas amministrazione de Ottana, Mamuia de Ulian a ospitare parte desos ospites istranzos. Contentu mannu vinza su presidente de su Comitau Internazionale des Europea de Rudiger Hess, che ha tammentau che europea de naschia in Anversa in su 1963 pro unire sos populos a pustir de sa guerra e mai commenti in questo tempo nostro es precisa promuove sa amistade entre sos populos cada uno che in sa tradizione suasa. Su ponte de sa nave Dattilo, il friscao da Navrina Lepia, aperto in sa costa de Golfo Aranci, e si sta su palco van avestaso schento che in 99 de sa capitaneria de Portu, a organizzare sa vesta sa direzione marittima de Terranova sutta sa ghia de su capitano de Vascello Gianluca D'Agostino. Innanter desi spettacoli sa guardia costiera t'assegnau onorificenzias speciales a sor militares che si sun distintos in sa attividade de s'anno. A posti su pubblico invitau a tascurtau a maghiau su tenore su pramonte de Orgosolo, Matteo
cantautore, tenore e cantante folk di 27 anni de Osilo, che ha interpretato O Sole Mio. Gian Michele Emilia, un giovane pianista di 22 anni de San Teodoro, che ha suonato un brano de Franz Liszt. In accabu, sa cantante bolottanesa Maria Giovanna Cherchi, che ha cantato Non potto reposare e Deus ti salve Maria. Presente sa prefetta de Tattari, Graziella Fauci, su procuratore della Repubblica Gregorio Capasso, su sindico de Terranova Settimo Nizzi, su direttore marittimo d'Agostino Annao chi può dare chi su pattugliatore Dattilo torre a Terranova a festare soschentus e sant'anno desa capitaneria de Portu.